Ciao amici telespettatori, buonasera a tutti, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare un ragazzo di Trapani che è in cerca della sua anima gemella. Si chiama Emanuele e ha 31 anni. Ciao Emanuele. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Emanuele, dimmi, tu praticamente sei in cerca della tua ragazza ideale? Sì, avendo avuto una brutta esperienza per quasi circa 3 anni, cercare la persona giusta con cui, diciamo, condividere gli aspetti della vita, la cosiddetta anima gemella, tra virgolette. Esatto. Come dovrebbe essere questa tua ragazza ideale? Vai guardando l'aspetto fisico innanzitutto? Ma diciamo l'aspetto fisico è il primo impatto che deve colpire sia l'uomo che la donna, in quanto se non ci si piace bisogna che ci sia un minimo di attrazione fisica. Poi ovviamente ci sono altre caratteristiche, tra cui il dialogo, che è una cosa fondamentale nel rapporto di coppia ma anche dell'amicizia, in tutti i vari ambiti sappiamo che il dialogo è una cosa fondamentale. E poi la cercano che sia allegra, Che sia solare praticamente. sì, che sia gioiosa. Poi c'è la ragazza viva praticamente. Sì, una ragazza siamo che un po' matura, non Certo. tanto con il cervello. Parliamo dell'età. Da che età partiamo? Dunque l'età. Partiamo da una base innanzitutto. Tu hai 31 anni, quindi Sì, anche se ne dimostro molto di meno, come dicono tutte l'università, perché io lavoro che studio. ma io al massimo guarda ti darei 25 anni, non di più. Lo so, ma intanto, meno sì, di più. purtroppo a livello anagrafico ne ho 31. Ma pazienza. Il discorso è che svolgendo attività sia lavorativa sia quella di studio, diciamo, sono un pochino impegnato, ma riesco anche a trovare tempo libero per quanto riguarda la palestra, anche gli altri svaghi, perché mi piace andare a ballare, serate con gli amici, in comitive così. L'età sì, che sia matura, ma diciamo non minimo di 18 anni, in quanto Quindi facciamo dai 18 fino ad arrivare fino a magari un massimo di 35, perché ci sono magari ragazzi che hanno avuto delle brutte esperienze, può Certo. capitare, quindi. Va bene, dimmi, per te che cos'è l'amore? Secondo te l'amore che vuol dire? Dunque, innanzitutto l'amore è un sentimento che non si può controllare. Parte da dentro, è una cosa interiore, è una sensazione molto bella e intensa da provare. Secondo me l'amore vero poi è in due. Certo. Non esiste un atto unilaterale nei confronti di una persona, un ragazzo nei confronti di una ragazza e viceversa. Logico. È un Per sentimento. andare d'accordo, esatto, in una coppia, secondo te che cosa ci deve essere? La cosa fondamentale è il dialogo. Devono Perché, parlare spesso. Sì, dal dialogo poi nasce la comprensione, gli eventuali problemi Certo. nessi e connessi che si possono scontrare in una coppia, col dialogo. Cioè, quei piccoli problemi magari che le coppie incontrano, col dialogo li possono superare. Sì, col dialogo sicuramente sì, anche perché sappiamo che nessun essere umano è perfetto, Certo. tutti noi abbiamo dei piccoli difetti, soltanto bisogna vedere che tipo di difetti sono e se il partner riesce magari a non vedere questi difetti, Certo. o magari a sminuirli. Ti piace praticamente andare in discoteca a te? Sì, qualche volta ballare sì, in comitiva, ripeto, perché andare anche quando ero fidanzato, andarci in coppia non è che Certo. tanto, a meno che non si fa il latinoamericano, Certo. fra cui mi dovevo pure scrivere. E andarci in comitiva, dicevo, in comitiva sì, è piacevole, una volta ballare. Che genere di musica ascolti? O ti piace ascoltare? Ma a me mi piacciono tutti i generi di musica, perché la canzone sia bella, che ti ispira a un qualcosa, un senso di qualcosa. Le canzoni napoletane per esempio ti piacciono? Alcune magari. Alcune magari sì, ora è un tempo che non ascolto molto canzoni napoletane, perché magari ascolto canzoni italiane, nostri artisti famosi, e tipo altre canzoni che sono a livello diciamo commerciale. Ascoltami, tu lavori? Sì, io lavoro, come detto poc'anzi, e più studio. Vado all'università, mi dovete lavorare l'anno prossimo, Praticamente quanto tempo è che tu sei single? da circa un mese. Quindi tu hai un mesetto praticamente che sei da solo, tutto solo. Sì, a livello. La tua vecchia storia praticamente è stata già un mese fa praticamente. Fino a un mese fa, un mesetto e mezzo fa, tu praticamente eri Sì, messo con un'altra. ero messo con un'altra ragazza che lei non lavorava, non studiava. Diciamo, Non siete andati d'accordo praticamente. diciamo non siamo andati d'accordo perché per svariati motivi, perché le persone. Incompatibilità di carattere. Sì, diciamo che alla fine è questo, possiamo dire, perché alla fine Certo. è questo. La motivazione è sempre questa. Sì, perché io appunto che lavoro e studio ho anche degli amici con cui uscire, delle amiche, però magari con lei si vede che è finito, diciamo, l'amore, quindi Logico.
come passi il tempo nella giornata praticamente? Nella giornata il tempo. Cioè la mattina appena ti alzi vai al lavoro naturalmente. Sì, bisogna distinguere fra l'ambito lavorativo e l'ambito dello studio. Per quanto riguarda il periodo invernale, di mattina seguo la lezione all'università in più studio e poi vado al lavoro. Nel periodo estivo, ovviamente, stacco un po' con lo studio e inizio a lavorare. Per esempio, questa mattina ero al mare, adesso vado al lavoro e così via. O quando non lavoro completamente vado al mare con amici, con amiche. Comunque i svaghi ce l'hai praticamente. Sì, sì, e poi di sera ci si esce, si va in qualche bar, mangiare una pizza, così, d'estate. Invece d'inverno magari con la palestra, con lo studio, con il lavoro, si esce un pochino di meno, esco una fine settimana. Cioè tu ti senti pronto praticamente per una relazione seria e andare verso il matrimonio? Sì, ho sempre cercato una relazione seria, una ragazza che sia matura, appunto questo. Provare a vedere, perché giustamente il fidanzamento costituisce una prova per i soggetti che vorranno in seguito fare un matrimonio. Uno si frequenta, Sì, si vede se cioè si va d'accordo e se eventuale nasce qualcosa. Sì, se può nascere qualcosa, perché appunto l'amore nasce da ambedue le parti, un sentimento viene coltivato da ambedue le parti. Non è solo, dicevo poc'anzi, un atto laterale, ma da ambedue le parti si vede se nasce un sentimento proprio spontaneo. Va bene, amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Emanuele, 31 anni di Trapani, che è in cerca della sua anima gemella, della sua ragazza ideale, per cui per quelle di voi che hanno visto Emanuele e vorranno contattarlo, potranno farlo, attenzione, chiamandolo direttamente al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Emanuele è qui che aspetta le vostre telefonate perché si vuole sistemare, per cui amiche telespettatrici, telefonate. Cosa possiamo dire più? E io vi dico, chiamate e conoscetemi, ma al limite resta l'amicizia, perché ho tanti amici, amiche, sanno che sono un ragazzo socievole, allegro, divertente, che si impegna pure nello studio in maniera molto intensa. Certo. Infatti sto facendo... L'amico degli amici. Sì. Va bene, amiche telespettatrici, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta anche Ciao. Emanuele. Ciao. Ciao.